Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Vergognosissimo! Buongiorno a tutti, finalmente abbiamo aperto il giardino esterno, ecco qua, siamo con ormai i tre moschettieri, vedete questa luce che... Il braccio era mio, quello è. Sì, è il braccio, siamo un po'... ecco, ogni tanto arriva finalmente una donna romana, però se possiamo chiudere c'è questa luce che... Non sono io. Giornata un po' uggiosa e praticamente questa barzellettina che ci viene sempre dall'amico nostro di Roma, il Geppo, un saluto a Geppo, lo trovate sul Radio Dimensione Suono la mattina dalle ore 6 alle ore 9, facciamo con pubblicità Geppo a Roma che ogni tanto ci saluta e ha la sveglia dei gladiatori. C'è questa ragazza che si ricorda, ma questa ragazza che torna dal Sudafrica, vediamo se si... ecco qua, torna dal Sudafrica, era a cena qui, sai, la nonna, i genitori, ha detto, ah ragazzi, una roba bella, poi siamo andati in un paese e c'era le banane là, ma banane, mica banane di... ma una roba, ma dimmi, mezzo metro di banane, una roba vergognosa, mai visto, ma mezzo metro una roba, ma sì, ma tirerebbe una roba veramente grandissima, una roba mai vista, una roba del genere, così colà. E la nonna in parte, che era un po' sorda, gli fa, non ho capito, cosa hai detto? Cosa hai detto? No, per te da matarata, papà, quando non ho sentito. E la nipote, cioè, gli faceva, perché là dove sono stata era roba, sai, gli faceva roba per fargli vedere a lei, ah ho capito, ma aveva anche soldi? Un saluto vergognosissimo da quelli delle 720, tre sorelle. Vi ricordo a breve grandi appuntamenti, grandi spettacoli, già domenica 29 al Castello di Suzanne, una bella rappresentazione con amici per ragazzi, che come si chiama? No? Un'orchestra di ragazzi spettacolari. Guardate i social, le pubblicità. Ciao! Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Vergognosissimo!